Si va verso la conferma di Paolo Baratta alla presidenza della Biennale di Venezia, almeno così dicono le indiscrezioni. Una cosa è certa, Baratta è in scadenza di mandato a gennaio 2020, ma tutti gli enti locali, dal governatore del Veneto Luca Zaia al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, hanno molto apprezzato l'operato svolto da Baratta in questi anni alla guida dell'importante istituzione culturale veneziana. Il grande lavoro di Baratta, insieme a quello dei suoi più stretti collaboratori, come il direttore generale Andrea Del Mercato, il direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia Alberto Barbera, hanno lasciato il segno e la città spinge per la conferma di questo fortunato sodalizio. Non è un mistero poi che Baratta goda della stima dell'attuale ministro ai beni culturali Dario Franceschini. L'interessato, però, all'indomani della chiusura della 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, circa un eventuale prossimo mandato, aveva scherzosamente invocato la facoltà di non rispondere, precisando però di non essere disponibile per una proroga di un solo anno. Baratta, insomma, se designato, intende sviluppare un mandato completo per il prossimo quadriennio con pieni poteri e la possibilità di incidere nel medio periodo, come è stato nei precedenti mandati. Chissà se qualcosa trapererà al riguardo lunedì prossimo a Cal Giustinian, quando proprio Baratta e Barbera presenteranno il Biennale College della stagione 2019-2020. Un segno premonitore?